tempo di Natale e regalini di Natale. In questo video ti faccio vedere come realizzare una creazione che può essere un piccolo pensierino da regalare a Natale. Io l'ho realizzata con la gomma eva e con il feltro. Con il feltro ti consiglio sempre di utilizzare per queste creazioni il feltro spesso 3 mm. Questa è quella realizzata con la gomma eva, color champagne, gomma eva, comunque. Sentito un rumore strano, l'avete sentito anche voi? Comunque queste sono delle creazioni piccoline che stanno sul palmo di una mano. Ovviamente voi potete modificare le misure a vostro piacimento. Io queste le vedo come piccoli pensierini di Natale da regalare insieme, c'è un pochino di colla che fila e fonde, insieme magari ad un bel pacchetto di cioccolatini oppure sopra una bella scatola di cioccolatini. Non facciamo nomi perché tutti i cioccolatini sono buoni, perché preferirne alcuni piuttosto che altri non lo so. Comunque spero che questa piccola idea ti piaccia, scrivimelo nei commenti e se questi contenuti ti piacciono ricordati di iscriverti al mio canale per rimanere sempre aggiornato, attiva la campanellina e basta. Adesso ti lascio al video tutorial. Ciao! Per realizzare questa decorazione natalizia sto utilizzando della gomma eva glitterata color champagne. Trovi il cartamodello della base nell'info box, ma non è poi tanto difficile da fare anche a mano libera volendo. È un tondo un po' stondato, scusate il gioco di parole, e poi 2 strisce da 23 cm lungo e poi 2 strisce da 23 cm e larghe 2 cm. Con la nostra fantastica amica colla a caldo andremo a posizionare, ora con una mano è leggermente difficile, i lembi, una goccia di colla qui e una goccia di colla dall'altro lato e poi all'inverso, così. La prima striscia l'ho incollata a cerchio, ho fatto combaciare le 2 estremità. La seconda è un pochino più obliqua, in modo tale da avere un'apertura qui centrale. L'ho incollata con un pochino di colla a caldo qui al centro. Vado ad incollare anche questa e ti faccio vedere il risultato finale. Abbiamo fatto la nostra piccola capanna. Io dentro qui ho inserito una decorazione già pronta di pigne dorate e bacche, giusto per avere un tocchetto gold. Forse applicherò un fiocco, non ne sono sicura, ora vediamo come si evolve. Mentre questa, volendo, può essere utilizzata proprio come una capanna e inserire all'interno un piccolo presepe.